Da Radio Stereo Carnia va ora in onda RSC Natale. Un'ora in compagnia di Peter Urban. E 45 minuti di questa fantastica giornata di dicembre. Siete in compagnia di Radio Stereo Carnia per questo meraviglioso pomeriggio di Natale e approfittiamo immediatamente qua da Radio Stereo Carnia tramite la voce di Peter Urban per farvi i miei personali auguri di buone feste e naturalmente di buon Natale. È un programma questo speciale curato dal sottoscritto in collaborazione a Rio per quanto riguarda la regia, e questo pomeriggio seguiranno anche i programmi di Aldo Giorgi, Gianni Novello, Maddalena Sanna e Ivan Giovanni. Un pomeriggio quindi molto curato, molto particolareggiato, quello di oggi per Radio Stereo Carnia. 14:46 minuti, i brani che ci ascolteremo oggi sono tutti brani che variano fra il 1978 e il 1980, qualche volta anche 81. Sono tutti brani che così andavano di voga, hanno avuto il loro successo nel periodo fra novembre e dicembre, appunto di quegli anni. Li rivedremo insieme questi meravigliosi dischi che senz'altro potrebbero ancora essere paragonabili o perlomeno inseriti in qualche scaletta dei dischi attuali. È già entrato così il primo brano che ci ascolteremo oggi, la canzone numero 1 per questa giornata di Natale alle 14:46 minuti da Radio Stereo Carnia, un 33 giri per Didi Jackson nel 1978 con questo Cosmic Curves, curve cosmiche, non saranno mica quelle di Didi Jackson. La canzone, ce l'ha già detto lei, si chiama Meteor Man, per quanto riguarda la Durium Records, una produzione per i fratelli Hamlin. Lei è Didi Jackson, Meteor Man.
50 minuti dopo le ore 14 a RSC Natale, un programma condotto in studio da Peter Urban, alla console di regia De Rio. E dopo il 1978, per quanto riguarda questa Didi Jackson e la sua Meteor Man, avanziamo di un anno e entriamo nel Natale del 1979. Era l'anno delle grandi musiche, l'anno azzeccato in pieno per questa Peter Jacques Band. Il 33 giri dal nome Fire Night Dance per il 1979. Walking on Music, Judy Music, contiene canzoni come Devil's Run, Flight with the Wind. I messaggi sono stati curati a quei tempi da Malavasi e Petrus. La produzione per Jacques Fred Petrus. Ascoltiamoci quindi il Natale per quanto riguarda la Peter Jacques Band e la sua Walking on Music. RSC Natale. Tuesday in the Supermarket.
Radio Stereo Carnia, RSC Natale. Canzone numero 2, questa Peter Jacks Band al 33 giri, Fire Night Dance, Walking on Music, per la Goody Music. E su questo brano approfittiamo per fare i nostri auguri a tutti coloro che si chiamano Nicola. Eh sì, perché a Natale il carissimo Babbo Natale non è altro che San Nicola, per lo meglio si nasconde dietro il nome di Babbo Natale questo San Nicola, che deve essere un tipo piuttosto timidello, e allora fa un po' così. Peter Urban, resta qui con lui, solo musica, quello che tu vuoi. Peter Urban, resta qui con lui, Peter Urban, tanta musica. Tanta musica e naturalmente tanti auguri in questo 25 dicembre 1900 italiana. Erano quindi gli Chic con questa Rebels Are We. E per questo RSC Natale continuiamo con la musica, la quarta canzone da quando abbiamo iniziato appunto questo RSC Natale, un programma condotto in studio da Peter Urban, alla console di regia il carissimo De Rio, che vuole rinnovare a tutti quanti i suoi auguri di buon Natale e felici feste, Lei è Vivendi, si è ripresentata anche quest'anno con un brano che ha avuto parecchio successo. Il 33 giri che peschiamo noi però porta semplicemente il nome di Vivian V, per questa ragazza triestina tutta quanta italiana, bravissima fra parentesi, che si fa sempre arrangiare e condurre i suoi brani da Claudio Simonetti per la produzione di Giancarlo Meo, un'edizione per la Banana Records, Remember 1979, lei è Vivian V. Remember you picked the best flower.
Regina della dance music italiana, esplodeva nel 1979 questa Vivian V con la sua Remember. Entriamo ora nel mondo della musica difficile, la musica che solo Giorgio Moroder è in grado di fare. Era il 1978 quando la Durium ci provava con questo brano per Giorgio Moroder, completamente strumentale, quel poco che sentite riparlato è tutto quanto contorto, non si riuscirebbe a capire proprio niente. Probabilmente anche Giorgio Moroder vuole fare gli auguri di Natale ma non riesce a esprimersi molto bene. Music from Battlestar Galactica, Mix Evolution. 1978 appunto, e si può quasi chiamare un disco mix, uno dei primi dischi mix, si trattava infatti di ben 5 o 6 anni fa per questo Giorgio Moroder che se dovessimo ascoltarlo per intero durerebbe 15 minuti e 20 secondi. Giorgio Moroder, Music from Battlestar Galactica.
Nel 1978 magistrale interpretazione, per questo si può pure definire mix, per Giorgio Moroder, Music from Battlestar Galactica, Evolution. State ascoltando RSC Natale, condotto in studio da Peter Urban, alla console di regia De Rio. Per questo nutrito pomeriggio natalizio di Radio Stereo Carnia, un regalo di Natale grosso grosso. Saranno presenti appunto nel pomeriggio Aldo Giorgi, Gianni Novello, Maddalena Sanna e Ivan Giovanni e tanti altri, non in ordine di apparizione ma in ordine di trascrizione. Ce li ho così sotto l'occhio e probabilmente così anche andranno in onda. Aldo Giorgi, Gianni Novello, Maddalena Sanna e Ivan Giovanni, tutti per un'ora a disposizione a tenervi compagnia da Radio Stereo Carnia. Lui era appunto Giorgio Moroder, dal 33 giri, Music from Battlestar Galactica, Evolution. Per quanto riguarda le produzioni, altro grande nome, lui è Serrone, imperatore del 1979 questa volta. Per questo pomeriggio natalizio di Radio Stereo Carnia, tutti i brani dal 1978 al 1980, grosso modo, 15 e 15 minuti, nuovamente tanti auguri da Radio Stereo Carnia e da Peter Urban e naturalmente dal regista tuttofare De Rio, che anche oggi sorride, ha cominciato a sorridere De Rio. Serrone dal 33 giri Angelina, estraiamo oggi il brano Rock Me. Per quanto riguarda l'Atlantic Record, lui è Serrone 1979. RSC Natale. Rock me
Sono trascorsi 19 minuti dopo le ore 15, RSC Natale. Lui era Serrone, colui che si produce da solo. Dal 1979, il 33 giri, dal nome Angelina, Rock Me, la canzone estratta per quanto riguarda l'Atlantic Records. Ed ora forse la canzone più conosciuta di questi anni che stiamo così scalando e scovando. Il cavallo di battaglia per quanto riguarda la Baby Records era giunta perfino a produrre questo complesso dal nome La Bionda. La canzone numero 7 in scaletta, questo RSC Natale. Come on and rock and roll, Disco Roller da 33 giri, High Energy Disco Roller per il 1979, loro sono la Bionda.
Ed è questo il brano che ha avuto più successo nel 1979, si chiama Disco Roller, dal 33 giri High Energy. Per quanto riguarda la bionda, il cavallo di battaglia per la Baby Records, era la canzone numero 7 di questo fantastico pomeriggio. Per chi si mettesse solamente ora in contatto con Radio Stereo Carnia, a parte che sarete pochissimi penso, vero? Vi ricordo che state ascoltando RSC Natale, un programma condotto in studio da Peter Urban con la magistrale regia del carissimo De Rio. 15 e 25 minuti di oggi, 25 dicembre 1983. Peter Urban, resta qui con lui. Solo musica, quello che tu vuoi. Peter Urban, resta qui con lui. Peter Urban, tanta musica. 29 minuti dicevamo, continuiamo con la musica. La canzone numero 9 nell'ordine di presentazione a questo RSC Natale condotto in studio da Peter Urban è Manish Machine featuring Chris Bennett e Whiter Shade of Pale, una produzione anche questa per Giorgio Moroder, una produzione ancora tutta quanta strumentale o per la maggior parte strumentale, La Nuit Blanche, il nome di questo brano, una canzone che va dedicata a tutti coloro che ieri sera hanno aspettato la mezzanotte in piedi, magari hanno bevuto qualche cosina di più. La Bianca Notte, La Nuit Blanche, 1978, Casablanca Records e Film Working Corporation. Manish Machine featuring Chris Bennett, White Shade of Pale, La Nuit Blanche. E risulta chiarissimo lo zampino di Giorgio Moroder nella produzione di questi Manish Machine, la loro La Nuit Blanche, un brano del 1968 per la Casablanca Records e Film Working Corporation. E fino a questo momento ci siamo ascoltati, vediamo un pochettino di riepilogare questo RSC Natale, i brani che ci siamo ascoltati. Didi Jackson, il 33 giri Cosmic Curves, la canzone Meteor Man. La Peter Jacks Band, al 33 giri Far Night Dance, Walking on Music. E ancora gli Chic, Real People, Rebels Are We. Vivian V nel 1979 con la sua Remember. Giorgio Moroder, Music from Battlestar Galactica. Serrone, dal 33 giri Angelina, Rock Me per l'Atlantic Records nel 1979, anche lui. E ancora La Bionda per la Baby Records, dal 33 giri High Energy, Disco Roller. E i Sylvester Step Second, la canzone Dance Disco Hit. E questi qua che ci tengono compagnia in sottofondo, i Manish Machine. L'ultimo brano in programma, visto che ormai sono le 15:33 minuti di questo RSC Natale, appunto 25 dicembre 1983.
stiamo quasi per entrare nel nuovo anno, Mamma mia, tutti gli auguri che sarebbero da fare, ma se cominciamo a elencare tutto quello che si vorrebbe, mamma mia, dove si andrebbe a finire? Non ci basterebbe tutto il giorno, ahimè, De Rio. Purtroppo non puoi far altro che far partire il prossimo e conclusivo disco. 1, 2, 3, 4. E ci siamo ascoltati tutti i brani dal 1978 al 1980 e questo è un altro sinonimo di disco mix. Appunto nel 1979, quando gli Electric Funk ci hanno provato appunto con questo genere musicale che nel 1983, l'anno nostro, ha un successo strepitoso, ci hanno provato, dicevamo, tramite la Neon Records, per quanto riguarda la Pan Records Distribution, ci hanno provato e hanno avuto un grossissimo successo appunto per questi Electric Funk e la loro Shanghai. E non concludiamo ancora qui, vi diciamo prossimi appuntamenti con Aldo Giorgi, Gianni Novello, Maddalena Sanna e Ivan Giovanni. 15:34 minuti, Peter Urban e De Rio vi salutano. Buon ascolto con Radio Stereo Carni. Auguri, ciao a tutti! Da Radio Stereo Carni avete ascoltato RSC Natale, un programma condotto in studio da Peter Urban. La regia è stata curata da De Rio.